Allora, eccoci qua, intanto noi eravamo entrati nel merito di altre disquisizioni molto interessanti, però professore volevo chiedere il suo intervento. Abbiamo accennato a un discorso di cultura, di passaggio, di conoscenza, di consapevolezza, che il nostro ristoratore non riscontrava così diffuso necessariamente tra i giovani. Lei insegna, questo lo sottolineo perché non è una cosa molto conosciuta, laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia. Ce lo traduca un attimo e ci dica un po' la sua impressione sui suoi discenti. Questa prima conversazione che abbiamo avuto abbiamo capito già che il ristoratore è quasi una missione. Il ristoratore deve essere una persona estremamente dinamica, eclettica, che non deve semplicemente saper gestire delle materie prime che siano salubri e buone, di qualità, ma deve sapere anche gestire un locale, quindi deve conoscere di economia, deve avere quella capacità anche un po' di psicologia per saper attrarre il cliente. Ecco, quindi è da qui che nasce il corso di studio, da questa idea che servono figure con capacità a 360 gradi nella gestione della materia prima, dell'alimento. Quindi non è solo tecnologia, non è solo tecnica, che rimane pilastro fondamentale, ma è anche gestione economica, ma è anche cultura. Quindi storia dell'alimentazione, conoscere aspetti di psicologia, di pedagogia, per sapere come coinvolgere il cliente. Abbiamo detto che è fondamentale avere una materia prima di altissimo livello e questo siamo d'accordo, bisogna rispettare tutte le norme sulla salubrità del prodotto. Ma credo che questo non sia sufficiente, questo è un prerequisito. Poi bisogna arrivare dentro nelle case, adesso siamo nella parola d'ordine del distanziamento sociale, e bisogna arrivare fino al cliente, e per arrivare fino al cliente bisogna saper comunicare. Ecco che il corso di studio quest'anno proprio ha creato un percorso definito proprio sulla comunicazione del cibo. Comunicazione a tutti i livelli. Comunicazione che può essere nella carta stampata, che può essere attraverso video, foto, che può essere attraverso i social. Social che credo che siano ormai indispensabili per un'azienda ristorativa. Il passaparola che funzionava e funzionerà ancora deve essere accompagnato con altri strumenti. Quindi bisogna riuscire in sintesi a portare il cliente a vivere quell'esperienza, quell'emozione fatta in presenza, ma bisogna raggiungerlo. Bisogna raggiungerlo. Ecco, qui la vedo interessata, Presidente, però è vero. I social hanno un ruolo importantissimo. Quanti di noi, questo è un punto di domanda, non guardano sui social le recensioni prima di andare al ristorante? Quanto poi ti condizionano effettivamente le recensioni, perché poi impari a giocartele, a capirle, a entrare nel merito specifico e quindi a dare un'interpretazione, quanto ti può uccidere anche una serie di recensioni. Io ho notato poi quest'estate che c'erano recensioni, perché ormai siamo diventati tutti quanti Masterchef, giudici, tutti si divertono. Io notavo appunto quest'estate al ristorante alcuni ragazzi, ma ragazzi giovanissimi, che davano i voti. Cosa dici? Location, cioè, proprio quelli che sono i parametri di queste trasmissioni di punta, bravissimi, lo facevano, ma io direi location questa, cioè, restavo stupita. Ma l'altra cosa, appunto, ti possono anche uccidere un settore se purtroppo ti vanno a sanzionare. E l'altro giudizio era quello sulla sicurezza. Tante recensioni sui ristoranti che notavo puntavano l'accento, camerieri con la mascherina a mezz'asta e il naso fuori, tavoli molto ravvicinati, non tanta igiene nei bagni, quindi la gente è diventata molto attenta in virtù di una comunicazione che è transitata attraverso le televisioni, perché i programmi spopolano tuttora, perché ti portano fuori dalla realtà. La gente non vuole più sentirsi il numero dei morti e dei feriti, lo sente, poi basta, e poi si immerge nella cucina all'ora di cena con tutti questi programmi molto comunicativi, perché tu riesci a dare il giudizio senza mangiarlo, è pazzesco, guardi, quello è più bravo, quello vedi, la ricetta l'ha fatta meglio lui, manco l'hai assaggiato, però ti sembra di sentirlo, quindi la comunicazione c'è. E allora,
Sì, beh, la comunicazione e anche alcuni numeri, perché qui alcuni abbiamo numeri sono morti e fondamentali. feriti. Allora, la comunicazione è sempre fondamentale. L'aspetto dei social è sicuramente, delle recensioni, è sicuramente importante. È cambiato un po' nella mente del consumatore, del cliente, l'ordine di importanza di taluni aspetti dell'accoglienza, dell'esperienza della ristorazione. Sicuramente al primo posto, dopo quello che abbiamo vissuto, c'è safe and clean. Lì deve essere tutto impeccabile, perché l'uso corretto della mascherina intanto è stata una delle occasioni di sanzione maggiori, perché deve essere portata correttamente. Ma le persone non dicono niente, ma poi lo scrivono, cioè incredibile. Esatto, non lo scrivono, ma magari, però non sempre magari il cliente, neanche lui è sempre così attento a no, ma non c'entra, già questi tutti i giudizi. Il cameriere sì, naturalmente deve rispettare il personale, deve rispettare alla lettera tutto. E sicuramente le recensioni in generale sono una delle principali fonti di stress per i pubblici esercizi, perché con facilità si può anche gratificare molto, ma anche, come giustamente sottolineava lei, anche proprio mortificare. Alcune anche sentenze, un po', alcune diciamo, giudizi sono stati portati anche ad una sentenza proprio legale, e alcuni giudici hanno anche ordinato di rimuovere determinate anche giudizi magari spesi velocemente o con troppa superficialità, che possono effettivamente recare danno. Quindi anche un'attenzione da parte del cliente nel momento in cui posta, perché può essere anche un danno che si fa da solo, perché se non ci sono le condizioni per supportare quello che scrive, il gestore può anche effettivamente... Beh, nella cosa delatoria, ecco. Non entriamo nel merito delle delazioni che sono e questo negative. sicuramente comunque è una delle famose fonti anche di stress per la nostra categoria, che è una categoria, come mi aggancio proprio, si parlava dei giovani, no? Come li vediamo questi giovani nel settore. Sicuramente la FIPE ha fatto... allora, abbiamo lasciato il 2019, che era un anno di forte crescita del turismo, no? Cioè il turismo era in crescita, e la categoria aveva assunto, anche grazie a nuovi contratti più flessibili che in passato, più 4,7% di nuove assunzioni, che è tantissimo. Che è tanto, sì. E queste nuove assunzioni andavano nella maggior parte a vantaggio di under 40 e donne, che sono due categorie storicamente in difficoltà a trovare occupazione. Quindi in un certo senso è una categoria che nel momento in cui si ripartirà, e che prima o poi si ripartirà, ci lasceremo alle spalle questo momento triste e difficile, però sicuramente è una categoria che arriva lì dove il governo in realtà non riesce ad arrivare, perché si assumono donne e giovani. Quindi questa è una grande speranza anche per un rilancio, e naturalmente non è un momento facile in cui si può essere ottimisti. Questo chiaramente è una categoria fortemente penalizzata, l'abbiamo detto, le misure del governo... Però abbiamo visto con l'estate, si riprende facilmente, contrariamente a molti che un po' piangevano il morto, insomma, giustamente, sì. Però non è che le persone poi non tornano ad andare fuori. Tu lo vedi allora che ci sia la possibilità per riprovare quell'esperienza e la convivialità, come dice il professore. Qui siamo in una regione che è particolarmente ricca di marchi di riconoscimento europeo, abbiamo 8 DOP nei formaggi, abbiamo tantissime prodotti IGP, che è un marco di riconoscimento notevole, insomma, quindi le eccellenze di base di cui parlava ci sono? Ci sono più che in altre regioni, è una regione ricchissima, cioè, a parte che in Italia non esiste un paese come l'Italia dove in ogni angolo ci sono delle specialità che nessun altro ha, cioè veramente abbiamo una ricchezza, un patrimonio enogastronomico da questo punto di vista impareggiabile, e siamo anche il paese al mondo con più siti UNESCO, ne abbiamo 53, e quindi questo significa che non ci sono altre realtà al mondo che hanno tanto patrimonio in così poco spazio, perché l'Italia, se la guardiamo, è piccolissima in un mappamondo, ecco, e la nostra regione ha la fortuna di essere appunto comunque in cima alle classifiche, con tantissimi prodotti, marchi di riconoscimento, siti, patrimonio di altissimo valore. Su questo si può cercare sicuramente di fare un'azione per uscire velocemente dalla crisi, ma anche di proporre in questo periodo difficile il menù con le specialità del territorio, sottolineando i marchi di riconoscimento europeo, perché sono tutti prodotti che aumentano il valore percepito dal cliente. Per cui se poco posso uscire, se
poco posso spendere, però quello che posso spendere, sempre tornando al discorso di qualità, sicuramente lo riconosco ad un menù che mi valorizza e mi comunica che sta usando dei prodotti di un certo pregio, di un certo valore, che riconoscono il territorio. E il rispetto dell'ambiente, quindi anche questo è importante, come lo giudica? Il rispetto dell'ambiente è fondamentale, cioè è più che importante. Non si può fare un business plan, un progetto, un menù che non tenga conto della sostenibilità, perché è come un boomerang, è proprio come diceva il professore, no? Perché più si tutelano i prodotti del territorio, ma anche la qualità dell'olio che uso per friggere, cioè queste cose le devo spiegare al mio cliente. Posso anche raccontare come smaltisco correttamente l'olio, perché anche questo è un grave problema di cui magari il cliente non si preoccupa, però raccontare che io utilizzo quel tipo di olio, che frigo quel pesce di quella determinate profondità con quell'olio perché si sposa bene e smaltisco correttamente, quindi utilizzo dei protocolli che sono tutti racconti che fanno vivere tantissimo ed entrare proprio il cliente in quello che è il processo di produzione completo. E questi sono elementi che caratterizzano proprio tanto il locale, la gestione, il menù che propongo e che danno maggior valore, che possono fare veramente sempre di più la differenza. Giovani sono, l'abbiamo visto con i Friday for Future, i movimenti per l'ambiente, sono tutti giovani e quei giovani lì tra pochissimi anni voteranno e quindi immaginiamo solamente chi potranno andare a votare quei giovani. Ecco, sono tutti temi che non possono essere assolutamente sottovalutati, perché i giovani muovono proprio giovani come non si vedeva dagli anni, insomma, assolutamente 60 che furono. Se posso però dare anche una nota diversa, assolutamente d'accordo, priorità fondamentale, ma quello che ci dimostrano anche gli studi è che spesso le persone sono molto sensibili al problema di carattere sulla salubrità, su aspetti riguardanti la salute in generale. L'aspetto ambientale è importante, ma dopo. Lo vediamo in questi giorni, la politica ce lo dice, è stata eliminata dal bilancio la nuova legge sulla tassa alla plastica, la tassa sullo zucchero. È evidente che in una fase come questa non si può caricare le aziende di altri costi, però è una battuta d'arresto a cui assistiamo sulla tutela ambientale che ci porta indietro di molti anni. E quindi è diventato... Allora dobbiamo fare un discorso serio su cos'è la priorità e su dove se vogliamo tenere la barra ben dritta dal punto di vista della tutela ambientale. Perché altrimenti il rischio è che le scuse per cambiare direzione rischiamo di non raggiungere il risultato. Per cui ecco, la tutela ambientale deve rimanere la nostra priorità, perché, come diceva il ristoratore, senza la materia prima non c'è ristorazione, non c'è cibo, non c'è vita. Assolutamente. Dei giudizi, si parlavano della comunicazione, che era stato un po' il giro di punti di vista, quindi la comunicazione, il modo di comunicare, di essere comunicati, e i giudizi che si ricevono, vengono a condizionarla? E quindi il ristoratore come li recepisce, come trasmette, è in grado di comunicare fino in fondo quello che presenta? Ecco, sicuramente il periodo Covid sta frenando quello che è il rapporto diretto, il dialogo col cliente, perché è un po' più limitato indubbiamente. Poi la chiusura anticipata, diciamo, questo coprifuoco a mezzanotte, dove noi dobbiamo invitare i clienti a uscire dal locale, loro sono già preparati naturalmente a questo, ferma, diciamo, blocca quel famoso dopo cena dove si disquisiva. Io, diciamo, per mia scelta, ma non è ipocrisia, non guardo i social network, diciamo, sui classici TripAdvisor piuttosto che Google Business. Preferisco un rapporto diretto col cliente e nelle critiche costruttive, devo dire la verità, dei miei clienti ho costruito quello che è la mia cucina di adesso.
noi sottovalutiamo molto come ristoratori a volte il giudizio dei clienti, ma se riusciamo a setacciare quello che è quella parte emozionale che un po' è data dal nostro ego, un po' di prime donne, no? Riusciamo poi a carpire invece a volte informazioni molto interessanti. Faccio anche una piccola postilla esco un po' volevo completare una cosa che stava dicendo il professore. Io ho parlato di ambiente, ma indubbiamente la coscienza che io cerco di costruire nelle persone che vengono a lavorare da me, ma nello stesso tempo quello, e allora mi riallaccio verso la comunicazione che faccio ai miei clienti direttamente, la coscienza, diciamo, tra virgolette ambientale, legata anche a mi ricordo oppure investo in temporizzatori che mi spengano le luci perché i ragazzi se le dimenticano sempre, perché tanto non è suo il negozio, piuttosto che l'acqua che scorre. Poi crei una sostenibilità economica perché a fine mese le bollette scendono. Certo. Ci stiamo informando nel geotermico per riscaldare le stanze dell'albergo, la locanda che abbiamo sopra. Negli anni 80 mio padre e mio zio hanno fatto un investimento, all'epoca erano i titolari di quello che è Lazzaro oggi, che era l'albergo-ristorante Trieste, sui pannelli solari, una cosa che io ho ancora, la vecchia struttura dei pannelli solari, che era una cosa se dico futuristica, non so se utilizzo il termine giusto, ma nel corso degli anni economicamente ci si è ripagati 1000 volte quell'investimento lì. Quindi dico, e ritorno al discorso della materia prima, molti magari colleghi che sono all'ascolto di questa trasmissione potranno dire sì, però devi far capire che un pesce d'amo, un branzino che invece di pagare qualcosa di allevamento 10 euro lo paghi a 40 euro al chilo, la mission, tra virgolette, che ho io come cuoco è studiare come io posso far rendere al massimo quella materia prima, quindi dando la massima qualità, e non è solo diminuire la grammatura del prodotto, ma è anche usare in maniera, diciamo, e lì si va anche a stimolare la fantasia e la parte emozionale che e anche la parte ludica, certo, che è secondo me la linfa del nostro mestiere, parlando sempre da cuoco e da ristoratore, ma l'utilizzo della testa piuttosto che delle squame, piuttosto che la carcassa per fare un fumetto di pesce. Adesso io entro nei dettagli, il collagene che ha il pesce, quindi creare delle gelatine, adesso sto un po' deviando, sì, però anche questo è diciamo fare economia avendo una grande materia prima, certo, ma poi è la famosa cucina circolare, utilizzo tutto. Una volta succedeva così. Certo, ultimamente dei grandi cuochi hanno riscoperto, io sono contento di questa cosa qua e li ammiro, ma ci siamo ritrovati a riscoprire l'acqua calda, dobbiamo ritornare a fare la cucina delle nostre nonne, no, sì, abbiamo riscoperto, ma è quello, ma è vero? Sì, è quello che dicevo prima io, quasi un tuffo nel passato quando andiamo a bussare alla porta di quelli che sono magari allevatori e produttori, sì, a noi circostanti, no? Ci danno un'esclusiva materia che un collega magari a 10 km certo, non ha, allo stesso tempo però sostengono tutto un indotto. Grandioso. Dobbiamo chiudere perché il tempo è volato, mi è letteralmente volato. In chiusura una battuta, Presidente, proprio velocissima. Un settore che è capace anche di mostrare energie, abbiamo visto, però ecco, attenzione perché sarà un semestre difficile. E quindi stringere i denti. E la categoria esiste, e ricordare che la categoria esiste per qualche cosa. Sì, rivolgetevi alle associazioni perché è l'unico corpo intermedio che in questo momento riesce a dare effettivamente una spalla concreta nei momenti più difficili. Messaggio di speranza, Presidente? Velocissimo. Grande innovazione, grande capacità di proprio in questo momento di pensare a un futuro diverso e in nuovi modelli per bisogni vecchi. Ottimismo, vero Siviero? A oltranza. A oltranza, bellissimo. Grande. Grazie di essere stati qui con noi, grazie alla Confcommercio del Veneto di averci supportato, grazie a voi telespettatori di aver partecipato. La puntata come sempre la trovate in replica sul web e buon proseguimento, buona serata. Vi lascio però la pubblicità perché poi continuiamo con il nostro spazio dedicato invece alla finanza, all'economia tra poco.